Siamo nello stabilimento principale della Voltan SpA, che è un'azienda storica della Veneziano, fondata nel 1937 dal signor Leandro Voltan per la produzione di pasta fresca, liscia, ripiena e non ripiena. Il signor Voltan applica per primo al mondo il processo di pastorizzazione alla pasta fresca, che serve ad allungare la vita del prodotto e ad aumentarne quindi la conservabilità nel tempo. Continua il business della pasta fresca ripiena e non, l'azienda inizia a essere certificata secondo tutti i più importanti standard internazionali a livello di qualità e di sicurezza alimentare, ed inizia anche il percorso della creazione di un sistema di gestione integrato, qualità e sicurezza sul lavoro. Attualmente nei 4 stabilimenti lavorano circa 400 persone. Io sono l'RSVP degli stabilimenti veneti della Voltan e mi occupo del settore ambiente e sicurezza in generale per tutti i 3 siti veneti e come supervisione anche per lo sito di Milano. La tematica ambiente e sicurezza ovviamente è estremamente trasversale e complessa, quindi la prima cosa ovviamente è la valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori, la scelta dei DP, l'organizzazione della sorveglianza sanitaria, tutto quello che può essere, l'attività di un servizio di prevenzione e protezione classico. L'azienda è certificata anche per la sicurezza ISO 45001, quindi mi occupo anche della parte di sistema di gestione e sicurezza. La formazione è assolutamente fondamentale per tutte le aziende, per tutti gli ambiti, soprattutto in ambiente industriale in cui ci sono moltissime macchine con un rischio infortunistico non trascurabile. La formazione è fondamentale anche perché tutte le statistiche più recenti, più aggiornate, indicano come il fattore umano sia la causa principale degli infortuni anche gravi nei luoghi di lavoro. Quindi una formazione puntuale, efficace e precisa è assolutamente fondamentale in tutti gli ambiti della nostra azienda, nella qualità come nella sicurezza. La nostra partnership con Vega nasce con la collaborazione con Vega Engineering, che ci ha aiutato molto negli anni passati per tutta la parte di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con dei consulenti molto qualificati e molto esperti. Il passaggio poi in una collaborazione per la parte sicurezza con Vega Formazione è stato assolutamente naturale, perché gli stessi consulenti con cui si lavorava sulla parte appunto di Vega Engineering molto spesso sono anche docenti nella parte di Vega Formazione, e quindi la loro competenza è stata sicuramente il primo motivo che ci ha spinto a proseguire con una collaborazione più a tutto tondo anche sulla parte di formazione. Dopodiché il catalogo di Vega copre tutti gli ambiti della formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, dai corsi, chiamiamoli più inflazionati, a quelli invece un po' più di nicchia, un po' più specifici, che si stanno sviluppando negli ultimi anni e che noi in questo momento troviamo di grandissimo interesse, proprio perché vanno a prendere degli argomenti specifici che magari altri enti di formazione non coprono, e invece Vega li propone sempre con una docenza qualificata alle spalle. La nostra azienda comunque utilizza lavoratori in somministrazione per coprire punte di produzione e la stagionalità delle produzioni. Il lavoratore interinale o lavoratore comunque con contratto di somministrazione è a tutti gli effetti un lavoratore che ha gli stessi diritti, gli stessi doveri di un dipendente Voltan, e come tale deve essere formato, anzi deve essere formato forse con ancora più attenzione, proprio perché è una persona che non conosce la nostra realtà, magari non ha mai lavorato in uno stabilimento industriale con le macchine che noi abbiamo, quindi è un soggetto a cui dedichiamo una particolare attenzione sicuramente. La formazione avrà sempre un ruolo fondamentale nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anzi la normativa vigente evolve sempre più in questo senso, basti pensare ai recenti aggiornamenti del decreto 81, quanto puntano soprattutto sulla parte di addestramento del personale, quindi penso che un po' alla volta la formazione assumerà contorni di sempre maggiore specificità delle aziende e dei rischi presenti in quelle aziende. Noi abbiamo da poco terminato un corso in cui abbiamo coinvolto tutti i nostri preposti e dirigenti per la sicurezza per formarli sulla segnalazione e sensibilizzazione di incidenti e situazioni pericolose, fatte apposta sulle nostre procedure, sul nostro sistema di gestione e possibilmente supportati da Vega.